L'evocazione del luogo, circondati dagli affreschi di Guariento e Mantegna, con gli occhi al Cristo crocifisso trecentesco di Nicoletto Semitecolo, risuona nella gioiosa spiritualità delle sonate mozartiane e l'esordio del Veneto Festival, dopo mesi di reclusione forzata, sembra far esplodere la gioia della ripartenza anche per la musica. I solisti veneti inaugurano la loro 51esima edizione del Festival Internazionale Giuseppe Tartini nel loro luogo d'elezione, la Chiesa degli Eremitani, amatissima dal fondatore Claudio Scimone, con un programma che omaggia l'Austria asburgica tra Mozart, Haydn e Hummel, genio austriaco che con Mozart come maestro esordì al piano da bambino e fu amico e compagno di studi di Beethoven e Schubert, ed una formazione che schiera, come sempre, solisti di statura internazionale. Una infusione di fresca vitalità di cui si è fatto latore alla tromba Marco Piero Bon, interprete raffinato e versatile di grande abilità tecnica e che ha confermato qui le sue doti interpretative. Applausi a scena aperta dal pubblico che, ordinato e distanziato in sala, non ha lesinato però il calore per il ritorno sulle scene della formazione al completo con Roberto Loreggiana all'organo e una direzione sempre molto coinvolgente, appassionata di Giuliano Carella. Un esordio che rende onore al motto che anima la formazione orchestrale veneta, perché la musica sia e continui ad essere viva e per tutti.